Sono disperate le condizioni del bimbo di 5 mesi ricoverato in terapia intensiva a Padova per lesioni da scuotimento. Si valuta la morte cerebrale, indagata la mamma. Tragico incidente nella notte a Longare nel Vicentino. 21enne esce di strada con l'auto, sbalzato fuori dall'abitacolo. Il giovane purtroppo è morto sul colpo. Caccia all'assassino del titolare della sala slot di Legnago, ucciso l'altra notte a sprangate. Forse l'omicida fuggito con l'incasso del locale conosceva il 59enne. Ancora una giornata d'acqua alta eccezionale a Venezia, nuovamente sommersa gran parte della città. Proseguono le polemiche sul Mose, le previsioni non migliorano neanche per Natale. Ancora un incendio nella Marca, a Orsago, il fuoco ha devastato 2 abitazioni, evacuate 2 famiglie, l'appello dei vigili del fuoco, fate manutenzione alle canne fumarie. Aziende in crisi e migliaia di lavoratori a rischio. Alla vigilia di Natale il vescovo di Belluno Feltre torna a parlare di lavoro, dobbiamo rivedere il senso di comunità. Cibo in tavola, ma anche regali all'insegna dell'enogastronomia. 200 milioni di euro la spesa complessiva dei trevigiani per imbandire la tavola delle feste. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano il dramma che si sta consumando in queste ore a Padova. È ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime il bimbo di 5 mesi che all'alba di sabato sarebbe stato scosso dalla mamma nel tentativo di calmare un pianto disperato. I sanitari dell'ospedale di Padova hanno chiesto l'intervento della commissione etica per valutare la morte cerebrale. La donna al momento è indagata per lesioni gravissime. La corsa disperata in ospedale a Padova al pronto soccorso pediatrico. Il bambino, un maschietto di 5 mesi che quasi non respira più. La tragedia all'alba di sabato, una notte lunga per una donna di 29 anni, originaria di Bassano, il figlioletto secondogenito della famiglia. Il bambino piange disperatamente da oltre 2 ore, lei cerca di calmarlo, poi forse lo scuote in modo troppo forte, ma cosa sia accaduto in realtà è ancora tutto da chiarire. Il bambino a quel punto si calma, lei si stende a letto con il piccolo accanto, ma sente che respira a fatica. Sveglia il marito e parte la corsa verso l'ospedale. Qui i medici si rendono conto della situazione, avvisano i carabinieri. Il piccolo è in condizioni disperate, potrebbe avere riportato danni al cervello, tanto che i sanitari del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Padova hanno chiesto l'intervento della commissione etica per valutarne la morte cerebrale. La donna casalinga, il marito, un lavoro da dipendente, vengono sentiti dai carabinieri. La giovane mamma è sotto shock, racconta quanto ricorda la nottata difficile, il bambino che piangeva in braccio e lei che lo cullava e forse quegli scossoni troppo forti per il suo piccolo. La donna da lunedì è iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Padova con l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni del figlio. Un Natale difficile dove i pensieri vanno alla vita appesa a un filo di un bambino e all'infinita sofferenza di una famiglia attorno a cui si stringe un'intera comunità. E un'altra tragedia in questa vigilia di Natale, giovane 21enne esce di strada con l'auto a Longare e si schianta contro un muretto di un ponticello. È morto sul colpo. Tragedia alla vigilia di Natale. Un 21enne ha perso la vita in un incidente stradale. Erano le 3 di notte quando William Baudellini di Vicenza, la foto è tratta dal suo profilo Facebook, percorrendo la strada che da Castagnero porta a Longare, si è schiantato con la sua Volkswagen Golf contro il ponticello in cemento della stazione di servizio Berica Carburanti a Ponte di Lumignano. Secondo una prima ricostruzione il 21enne avrebbe perso il controllo dell'auto uscendo di strada e andando a sbattere contro un primo muretto di uno dei 2 ponticelli che danno accesso alla stazione di servizio. Per terra, sull'erba, rimane l'impronta della ruota. Il primo urto ha scalfito il muretto, ma l'auto ha continuato la sua corsa impattando con violenza sul secondo muretto, distruggendolo e finendo nel fossato, mentre William veniva sbalzato fuori dall'abitacolo della Golf.
Sul posto per i primi soccorsi è giunto il SUEM 118, ma il medico non ha potuto che constatare il decesso del ragazzo. William forse aveva trascorso la serata da alcuni amici in zona e stava tornando a casa, quando probabilmente a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo dell'auto. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il mezzo e a metterlo in sicurezza, mentre per i rilievi hanno proceduto i carabinieri. Il giovane aveva frequentato l'Idis Mastrotto di Noventa Vicentine e l'Istituto Rossi a Vicenza. Lascia la mamma Michele e la sorella Nicola. Ed ancora a cronaca, nella bassa veronese caccia l'assassino di Mario Piozzi, titolare 59enne di una sala slot di Legnago, ucciso a colpi di spranga. I carabinieri che conducono le indagini non escludono alcuna ipotesi, da quella della rapina, che appare più verosimile, al regolamento di conti. Non è escluso che il bandito avesse già frequentato il locale e quindi sapesse come muoversi. L'assassino ha agito con estrema freddezza e con ferocia, ha assalito a colpi di spranga Piozzi, che aveva già abbassato le saracinesche, ed ha fatto entrare il suo assassino dall'ingresso posteriore, quindi è possibile che lo conoscesse. L'omicida lo ha colpito ripetutamente con violenza alla testa, probabilmente con una sbarra di ferro, fracassandogli il cranio. Poi ha messo a soqquadro la sala giochi, impossessandosi dei 2.900 euro che erano in cassa, ed è fuggito. Ancora una giornata d'acqua alta eccezionale a Venezia, nuovamente sommersa la maggior parte della città, e proseguono le polemiche sul Mose. Le previsioni non migliorano nemmeno per Natale. La punta massima stavolta è arrivata alle 8,45, 139 centimetri, lievemente più bassa del giorno precedente, 144, più alta dei 120 centimetri previsti per un Natale che Venezia vivrà almeno parzialmente sott'acqua, come la vigilia e l'antivigilia. L'intensità e la frequenza con cui da settimane la città viene sommersa non ha precedenti e sta persino trasformando la percezione del fenomeno. 140 centimetri, ad esempio, è, o meglio era, ritenuta un'acqua alta eccezionale, una soglia che archivi alla mano veniva superata una volta all'anno. Negli ultimi 2 mesi, invece, è successo 5 volte. Nello stesso periodo, le acque alte superiori al metro sono state 24. Nel frattempo, dopo 16 anni di lavori, 5 milioni e mezzo di euro e nel mezzo una clamorosa inchiesta giudiziaria, oltre ad innumerevoli dibattiti e polemiche sulla sua utilità e sullo stato dell'opera, il Mose rimane il convitato di pietra, come l'ha definito il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, oggetto di inascoltati appelli ad una sua immediata messa in funzione, almeno parziale, nelle ore dell'emergenza, come sostiene di aver fatto il sindaco di Chioggia Alessandro Ferro alla vigilia dell'acqua alta eccezionale del 12 novembre, 187 centimetri di massima, costati più di 1 miliardo di euro di danni nella sola Venezia, secondo la stima del sindaco Luigi Brugnaro, più un'onda lunga di pubblicità negativa per la città che ha provocato, secondo l'AVA, l'associazione degli albergatori, il 45% di disdette di prenotazioni. Tra chi tira in ballo i cambiamenti climatici e chi la mano pesante con cui si è intervenuti in laguna, soprattutto nell'ultimo mezzo secolo, il Mose potrebbe finire con l'alzarsi un po' troppo spesso per chi la laguna la vede da un porto commerciale che non può permettersi un ingresso sbarrato. Davanti alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino lo ha detto chiaramente: il Mose può uccidere il porto, migliaia di posti di lavoro. A Venezia, intanto, le sirene che annunciano l'innalzamento della marea saranno colonna sonora anche il giorno di Natale. Ed è un Natale ad alta tensione sul fronte politico tra 5 Stelle ed il governatore Zaia, ieri sera ospite della nostra trasmissione Ring. In studio con Ferdinando Avarino, il presidente del Veneto è anche tornato sulla sanità e sulle voci di privatizzazione che rispedisce al mittente. Sentiamo. Si è pentito, ha intenzione di chiedere scusa per quelle parole dell'altra sera ai grillini o no? Ma guardi, io non devo chiedere proprio scusa di nulla, ho detto semplicemente una cosa che è bene che spieghi, ma secondo lei, se lei fosse... Il paese non può avere i grillini in mezzo alle palle, ha detto. Sì, ma le spiego anche perché magari i toni non sono quelli adatti a un consesso, diciamo, di educande, ma eravamo comunque in un congresso a porte chiuse della Lega. Ma a parte questo, non sono toni che mi si addicono, ma in quel contesto li ho detti. Guardi, io dico solo una cosa, devo prendere atto che le polemiche che hanno fatto contro di me sono disdicevoli e vomitevoli. Gliene faccio l'esempio una per tutte. I veneziani erano sott'acqua, lei si mette nei panni di una persona che ha 1 metro d'acqua in casa. Abbiamo avuto 2 morti. Abbiamo avuto un disastro immane. Loro pubblicano nel loro blog ufficiale, 5 Stelle, pubblicano la mia foto con Galan e Berlusconi
cioè, presentandola come la foto dell'inaugurazione della posa della prima pietra del Mose, e non era vero, perché io non potevo esserci perché non avevo nessuna carica per essere presente nel 2003 a quell'inaugurazione, ma soprattutto quella era una foto di 7 anni dopo, che era l'inaugurazione del passante di Mestre, la vera inaugurazione. Vuole che continui con le campagne contro la pedemontana veneta? Vuole che continui con le campagne contro l'autonomia? Quando tu vai sui giornali e vai a dire che bisogna non votare Zaia, non votare questa amministrazione, lasci perdere me, perché sta consegnando la sanità ai privati, vuol dire che sei un lazzarone autentico, perché non è vero, perché i dati dicono esattamente il contrario, e lo sei, sa perché? Perché diffondi inquietudine nei cittadini. Faccio io una domanda ai cittadini. C'è qualcuno di voi che quando si sente male o qualcosa di grave pensa di trovarsi una clinica privata per curarsi in Veneto? No, va, pronto soccorso. E allora comunque che sanità abbiamo privatizzato? Ma ho capito, noi. ma dipende dalle percentuali. Ma è siamo la percentuale più bassa d'Italia. La cronaca ora ci porta ad Orsago con un nuovo incendio del tetto di un'abitazione. L'innesco quasi sicuramente è stato il surriscaldamento di un camino. Intanto a Gorgo, per le stesse circostanze, 24 famiglie saranno costrette a passare il Natale fuori casa. I consigli quindi dei vigili del fuoco, ma sentiamo. È toccato ad Arianna, vigile del fuoco del distaccamento di Conegliano, a smassare l'ennesimo tetto ventilato devastato dalle fiamme. Con lei i colleghi di Vittorio Veneto, Motta di Livenza e le autobotti da Pordenone e Treviso, che sono riusciti a salvare metà della copertura di questa abitazione di via Soria ad Orsago. Dell'altra rimangono tavole annerite, guaine strappate e fuse, tanti coppi rotti, ma soprattutto l'inagibilità per un appartamento sui 3 che compongono l'edificio. E tutto per il surriscaldamento di questo camino. Canna fumaria, solito purtroppo, e ha compromesso tutto il tetto. Tetto ventilato anche questo? Tetto ventilato anche questo, sì. Danni ingenti alla copertura ma limitati per gli interni, considerando che l'appartamento non era arredato. Qualche problema per l'altra abitazione, con i residenti che con tutta probabilità passeranno il Natale nell'abitazione dei parenti. Va registrato che seppur ci siano stati danni alle cose, nessuno si è fatto male. Una vicenda molto simile a quella di Gorgo, con 24 famiglie evacuate nella notte del 20 dicembre e che passeranno non solo le festività natalizie ma anche le prime settimane del 2020 fuori casa. E tutto con un comune denominatore, il tetto ventilato in legno e il camino surriscaldato. La fuliggine prende fuoco, porta la temperatura a elevarsi fin oltre i 1000 gradi centigradi, e in prossimità del tetto, dove chiaramente passa tutto il calore che proviene dalla combustione interna della camera fumaria, lì se ci sono tavole vicine o se c'è qualche problema legato a materiali combustibili nelle vicinanze, questi prendono fuoco. Io consiglierei almeno una volta all'anno, ogni 60-70 quintali di legna, che sia fatta una verifica alla canna fumaria. I risultati li abbiamo visti quali sono, li abbiamo sotto gli occhi, e quindi il consiglio più vivo è la manutenzione e la sicurezza. Natale difficile per due storiche aziende dell'Alta Padovana. Campo d'Arsego, tutto rinviato all'8 gennaio per i dipendenti della Mausa. Villafranca, incontro in municipio per i lavoratori della Agrex. 8 gennaio 2020 sarà un Natale di attesa per i 40 dipendenti della Maus di Campodarsego, che lunedì si sono ritrovati in regione faccia a faccia con l'amministratore delegato Roberto Clamar. Piccoli passi in avanti da una parte e dall'altra dopo i 14 licenziamenti annunciati dalla proprietà per garantire la sopravvivenza dell'azienda. C'è la possibilità che finalmente l'azienda torni sui suoi passi e si possa discutere rispetto agli esuberi, tenendo conto anche delle prerogative che abbiamo posto come sindacato. Situazione difficilissima e tesa per i 45 dipendenti della Agrex di Villafranca Padovana, che in questa giornata di vigilia sono stati ricevuti dal sindaco Fausto Dorio. Il sindaco ha manifestato assolutamente la vicinanza ai lavoratori e anche un impegno fattivo dell'amministrazione comunale a trovare una soluzione che sblocchi
sblocchi la situazione. Ai dipendenti dell'azienda specializzata nella produzione di essiccatoi per cereali e macchine per l'agricoltura, un portafoglio ordini di 3 milioni di euro in tasca, non sono stati pagati lo stipendio di novembre e la 13ª. Il futuro appare incerto. Spiragli in questo momento c'è solo le azioni che stiamo mettendo in campo come lavoratori, perché dalla proprietà non arrivano segnali di uno sblocco imminente della situazione per quanto riguarda gli stipendi. Poi noi rimaniamo assolutamente preoccupati per la prospettiva dell'azienda, il futuro occupazionale, ma poi anche perché non c'è chiara la situazione societaria. Cambi continui al vertice di questa azienda, spiegano i sindacati, fino a pochi anni fa proprietà di un'unica famiglia. I lavoratori in sciopero hanno presentato ingiunzione di pagamento. E situazioni di difficoltà nel lavoro anche nel Bellunese, dalla Safilo alla CC, alla vigilia di Natale. Il vescovo di Belluno Feltre torna a parlare di lavoro. Non sarà un Natale sereno per molti bellunesi, in trepidazione in questo periodo per i problemi legati alle crisi aziendali che hanno travolto la provincia. Dobbiamo rivedere il senso di comunità, dice il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. Il lavoro, come vediamo, scombina non solo una famiglia, non solo la persona singola, il lavoratore, scombina una comunità, scombina un territorio, un distretto, e a catena ciò che arresta o ostacola il lavoro anche di alcuni dipendenti, che non sono alcuni ma sono un numero troppo considerevole. Quindi questo Natale è caratterizzato da un farsi carico tutti, di un'attenzione, di una premura e anche di una solidarietà verso chi è più direttamente coinvolto. Tutti abbiamo bisogno di dignità, di una dignità di cittadinanza, dice Monsignor Marangoni, che rivolge il suo augurio particolare ai lavoratori in difficoltà. È un appello ed è quasi una chiamata ad essere tutti presenti e tutti tenerci capaci di guardare con più progettualità il futuro. Ci interpella tutte le istituzioni, tutte le realtà, questa situazione qui. Dobbiamo imparare di più l'arte di progettare insieme, di farci un'idea comune anche del lavoro, aggiunge Don Renato. Qui probabilmente ci sono anche ci sono aspetti che nel passato colti dalla necessità di sviluppare posti di lavoro, eccetera, non hanno permesso una capacità di guardare insieme la situazione, di vedere quali sono il vero potenziale, quale può essere invece un aspetto fragile che bisognava invece considerare meglio, e quindi le responsabilità sono di tutti e molti a diverso livello. Infine l'augurio di rinascita e di speranza. Buon Natale, ricambio, e vorrei che proprio entrasse dentro di noi i nostri vissuti e ci desse un attimino di fiducia. Pubblicità, ora linea alla regia. Servizi. Rieccoci in studio con una storia di solidarietà. Andiamo a Vittorio Veneto, dove è stato consegnato il denaro raccolto grazie alla solidarietà di tante persone al marito della mamma morta di tumore subito dopo aver dato alla luce il quinto figlio. Vediamo. Renatino sta bene. 3 kg. L'altro ieri pesava 3 kg. È la vita di Marie-Louise, che continua nel suo piccolo Renato, ma anche negli altri 4 figli che ha lasciato sconfitta lo scorso ottobre da un tumore alla mammella. Bambini che il papà Lambert, pur tra le 1000 difficoltà di una situazione difficile, sta crescendo con il sostegno di tanti, come l'associazione Amiche per la Pelle, che ha raccolto la generosità in un assegno da 5.000 euro innescata da una semplice domanda. Cosa possiamo fare? Ed è partita questa gara di solidarietà, abbiamo aperto un conto corrente nel quale tantissime persone veramente hanno donato tanto. Con il sostegno di tutti possiamo veramente fare in modo che questi bambini possano crescere bene. La consegna nella sala di rappresentanza del municipio di Vittorio Veneto, che sostiene quotidianamente Lambert e i suoi 5 figli. Una solidarietà concreta, testimonianza di una corretta integrazione per la quale Lambert sottolinea. Sento tanto la parola razzismo qua, gente così, ma veramente è una parola da togliere, perché chi si sa integrare fa una grande vita insieme ai veneti. Un grande abbraccio per un uomo che sta affrontando forse una delle prove più dure della vita, con una determinazione unica. Ti hanno definito una roccia. Si riesce ad essere una roccia con tutti questi figli da mandare avanti da solo?
È una roccia, è una parola un po'... L'unica cosa che posso dire è che ho fiducia in me e, come ho sempre detto, che darò il massimo per loro. Ma a volte anche le rocce sanno piangere. Ti farà 10 anni, come racconterai a Renato tutta questa storia? No, l'unica cosa che dirò a Renato fra 10 anni è che ha avuto una mamma fantastica, che si è sacrificata per lui e che lui cercherà di dare il massimo, perché è quello che sua mamma desiderava di tutti i suoi figli. Parliamo ora del Natale che molti passeranno in famiglia, cibo in tavola, ma anche regali all'insegna dell'enogastronomia. Sono 200 milioni di euro la spesa complessiva dei trevigiani per imbandire le tavole delle feste. Piatti semplici della tradizione, ma comunque cose semplici, non troppo elaborate. Diciamo più sul risotto, sulla carne bianca, però comunque cose del Veneto. 2 pasticci, uno alle verdure e uno alla carne, e tanti antipasti con i nostri formaggi e buoni salumi. Piovra. Faccio un piatto a base di piovra. Secondo l'Osservatorio per le piccole e medie imprese di Confartigianato spenderanno 200 milioni di euro le famiglie trevigiane per acquistare cibi e bevande da mettere in tavola tra Natale e fine anno, e 90 interessano il mondo artigiano, quasi 1200 imprese artigiane di settore, oltre 2500 addetti che in questo periodo lavorano a pieno regime per soddisfare la richiesta. Tra i prodotti più acquistati, i formaggi e latticini, seguono i salumi, il pane e i dolci. Da un po' di anni la spesa per le famiglie, anche per i regali, si indirizza verso sempre il settore così dell'agroalimentare. È chiaro che è un elemento di un'offerta molto valida nei nostri territori, oltre che valida anche variegata. Sono numeri importanti che riescono a dare anche un po' di soddisfazione a chi produce e vende. E allora non rimane che mettersi ai fornelli. Bigoli all'anatra e lasagne di coniglio, ragù di coniglio. Tortellini come sempre, fatti da noi. Il panettone non a fette ma fritto e condito con il miele. Sono di Udine, non faccio nulla di particolare, probabilmente dei tortelloni al pesce, antipasti prima a base di pesce, secondo il nostro musetto con la brovada e poi degli involtini con la frutta secca. Ma un po' di tortellini e magari un po' di patate pure, ecco, così, ma poca roba. Piatti classici casarecci, dai gnocchi, le tagliatelle, il pasticcio e un buon secondo. Degli antipasti di crudo verdure, radicchio trevigiano, speck e mascarpone, e poi dei gnocchi alla romana e un pasticcio sempre di radicchio. Classico cotechino con la polenta e come primo la classica pasta al forno. La famosa minestra maritata, che è verdura praticamente fatta con pezzi di carne. Poi c'è la frittura, e quindi il baccalà, il capitone. Poi per quanto riguarda i dolci invece gli struffoli, roccocò, raffiole e poi panettone. Diciamo che è un Natale abbondante, ecco, dal punto di vista culinario. E adesso vi mostriamo uno spettacolo davvero straordinario, la Stella di Natale di Torre Belvicino, la più grande d'Europa. È la notte di Natale. Una stella cometa si accende oggi come 2000 anni fa. Resta lì, in sospeso, su Torre Belvicino, e sfiora i cieli sopra il Vicentino. È lunga 360 metri di luce visibile a più di 30 chilometri di distanza. Avvicinandosi ci rendiamo conto che sì, è un miracolo, ma un piccolo miracolo umano, un miracolo dell'amicizia. 25 uomini e donne la allestiscono impiegando ben 2 mesi di lavoro. Costruita con 160 lampadine a basso consumo, è la più grande d'Europa. Posta tra le 2 vette del monte Singio Cengio, domina sulla Valle Eugra. È stata accesa oggi col calar della sera, una sera straordinaria, diversa da tutte le altre, una sera precoce come lo sono le sere d'inverno. Splenderà dalle 16:30 alle 2 di notte,
oggi come domani, giorno per giorno, fino al 27 dicembre. Grazie agli amici del gruppo Stella Torre Belvicino, uno spettacolo di Natale che scalda la notte dei miracoli. Al termine di questa edizione, per la nostra rubrica dedicata ai presepi, vediamo quello storico realizzato nella chiesa di San Nicolò a Treviso, subito dopo il meteo. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon Natale. Il presepio napoletano ha donato la regalità ai lavori umili, quelli dei pastori, quello del carrettiere, quello del fornaio, così come a tutti i lavoratori onesti. Questo presepio è frutto di lavoro di 2 signore, compreso anche il sottoscritto, e per circa un mese lavoriamo 3 ore al giorno. Colgo l'occasione per porgere i migliori auguri a tutti i telespettatori di Antena 3. Benvenuti al Meteo. Sarà una festività all'insegna dell'alta pressione e dunque con il bel tempo. Vediamo il dettaglio della giornata di Natale. Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature minime tra -4 e 3 gradi, valori massimi tra 9 e 12 gradi circa. Giornata di Natale all'insegna del bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento salvo per locali foschie sulle pianure. Temperature minime tra lo 0 e i 9 gradi, massime tra 10 e 12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà uguale, con tanto sole ovunque, con locali nevicate sui confini alpini anche a bassa quota. Temperature minime sotto zero, massime sui 7 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un sereno Natale e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.